Eccoci, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti al terzo incontro del ciclo di conferenza del laboratorio di redattologia e traduttologia. Oggi abbiamo qui con noi Federica Vezzani per parlarci di linguaggi naturali controllati e in cui vedremo la presenza di quello che vengono chiamati linguaggi tecnici semplificati. Federica Vezzani è giovane ma già con un curriculum molto lungo e ben nutrito, è ricercatrice all'Università di Padova, specialista in traduzione specializzata e terminografia, in particolare di ambito medico. È già stata principal investigator per il progetto Horizon Curie. Diretto, è stata responsabile scientifica quindi di questo progetto che è riferito al framing the representation of body dysmorphia, corretto? Ed è responsabile della revisione terminologica per l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione Terminologica, quindi l'ISO. Oggi quindi parleremo di linguaggi naturali controllati con un passaggio dal testo all'automazione. Quindi le lascio molto volentieri la parola. Grazie, grazie mille Sara per l'invito e spero che riusciate a sentirmi. Sì? Ok. Anche online, se ci fossero problemi e tutto, basta scrivere in chat, dovremmo riuscire a vedere, insomma, se ci sono impedimenti nell'ascolto. Dunque, di nuovo, grazie infinite per questo invito che, come anticipavo, mi ha permesso un po' di mettere insieme un lavoro che sto conducendo principalmente dal 2021-22, quindi relativo allo studio dei linguaggi naturali controllati applicati al contesto della comunicazione tecnica. Quindi il racconto che vi farò è un po' basato sulla mia esperienza personale, cioè come sono venuta a conoscenza dei linguaggi naturali controllati tramite la comunicazione tecnica, quindi l'idea di base è di fornirvi un'introduzione a quella che è la disciplina e la professione, più professione che disciplina attualmente, della comunicazione tecnica, la semplificazione dei testi, cosa si intende per semplificare appunto un testo, già qua sarete più che formati, ma insomma vi faccio vedere un pochino rapidamente quella che è la letteratura attorno a questo argomento, per poi passare ai linguaggi naturali controllati, in particolare l'italiano tecnico semplificato, che è un linguaggio naturale controllato sviluppato da Comentech, ovvero l'associazione, ossia l'Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, il Simplified Technical English, l'equivalente diciamo sul lato inglese, e il Français rationalisé. Tempo permettendo, vi vorrei far fare anche delle esercitazioni in ciascuno di questi linguaggi naturali controllati, quindi vedo che siete tutti muniti di computer o in caso basta foglio e penna, ok? Quindi non è necessario, insomma, avere un computer o in caso vi mettete a coppia, insomma, come preferite. Allora, che cos'è la comunicazione tecnica? Dunque, come anticipava la professoressa Vecchiato, io sono una terminologa. Quindi, da brava terminologa, cosa si fa? Come prima cosa si cercano le definizioni dei concetti. Allora, la prima cosa, il primo passaggio che ho fatto quando sono entrata diciamo, nel mondo della comunicazione tecnica, e questo risale, come dicevo prima, agli anni 2020-2021, perché all'epoca avevo un contratto di ricerca come ricercatrice RTDA, parzialmente finanziato anche da Comtecnica, che è una società che sta alla base appunto dell'Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica. Quindi avevo, diciamo, questo obbligo formale di dover spendere 6 mesi di ricerca all'interno di un'azienda. E è stato proprio là che abbiamo iniziato un pochino a ragionare su quelle che sono i possibili punti di dialogo tra il contesto della terminologia come disciplina, che mira appunto a studiare i termini specifici per un dominio, e la comunicazione tecnica. Ora, comunicazione tecnica è definito nel sito web della Tecom Europe, che è l'associazione europea per la comunicazione tecnica, come il processo per definire, creare e rilasciare e produrre
informazioni relative al prodotto, per l'utilizzo di questo prodotto e soprattutto per l'utilizzo safe, quindi sicuro, efficace ed efficiente. Ok? Un'altra definizione, sempre in linea, ma comunque giusto per farvi vedere che si possono aggiungere anche altre caratteristiche, è quella fornita dalla Society for Technical Communication, dove qua vedete che si dice, viene esplicitato che la comunicazione tecnica coinvolge la produzione di informazione che sia chiara, clear, consistent and factual information. Ok? Come ultima cosa, come ultimo passaggio di analisi, diciamo, delle definizioni di questo concetto, sono andata a vedere la norma ISO 24183, come anticipava appunto la professoressa Vecchiato. Io lavoro anche all'interno dell'ISO come esperto per Language and Terminology, è il Comitato Tecnico 37, e abbiamo appunto lavorato alla produzione di questa norma sulla terminologia della comunicazione tecnica. E in questo contesto comunicazione tecnica si distingue da technical writing, quindi redazione tecnica, perché la redazione tecnica è uno dei processi che rientra nel quadro della comunicazione. Ok? Ora, l'idea della semplificazione sta quindi alla base del processo comunicazione tecnica. Processo comunicazione tecnica che a livello nazionale, questo ci tengo a sottolinearlo perché forse l'Italia è uno dei pochi, tra virgolette, paesi che ha una norma che è specifica su una norma UNI. UNI è il corrispettivo, diciamo, dell'ISO a livello nazionale, una norma specifica sulle attività professionali non regolamentate, quindi quello del comunicatore professionale. E qua c'è una specifica menzione su quelle che sono come dire, le competenze richieste dal comunicatore tecnico, e tra queste troviamo competenza di redazione tecnica monolingue, ok? Competenze di redazione tecnica multilingue, in particolare anche di traduzione specializzata, quindi il comunicatore tecnico non solo deve saper scrivere un testo tecnico, ma deve sapere anche tradurlo, e poi competenze nella gestione della terminologia. Quindi queste sono, che è specifica ovviamente per il dominio nel quale state lavorando. Quindi queste sono tre, come dire, desiderata, se vogliamo fare, se volete poi fare nella vostra, perseguire appunto nella vostra carriera la professione del comunicatore tecnico. Ora, vi ricordate che nella definizione di comunicazione tecnica, in una delle tre proposte, c'era questa idea di fornire un'informazione che fosse chiara. Boh, allora, la chiarezza dell'informazione ovviamente rientra in tutta quell'area di ricerca che grossolanamente possiamo chiamare semplificazione del testo. La semplificazione del testo è un'area di ricerca che ha una storia lunga, nel senso che qua nelle slide vedete, diciamo, vari domini in cui è stata affrontata, no, la questione della semplificazione del testo, quindi gli studi sulla leggibilità e la comprensione del testo, anche dal punto di vista della sintassi. E poi, siccome questo seminario, diciamo, è anche volto a passare dal testo all'automazione, a partire dagli anni '80 ci sono appunto dei sistemi informatici basati su regole, e poi vi mostrerò appunto anche alcuni esempi che applicano i principi di semplificazione del testo, basi di dati lessicali che sono create proprio per questo scopo, fino a passare a tecniche di machine learning o apprendimento automatico, proprio per veicolare, diciamo, o comunque lavorare sulla semplificazione del testo affinché il testo possa essere comprensibile per un utente X. Poi ritorniamo su chi deve essere questo utente. Ora, partendo dalle due idee di leggibilità e comprensibilità del testo, qua ripeterò probabilmente cose che già sapete, ma giusto per allinearci tutti su diciamo la visione un po' che poi segue questo seminario. La leggibilità di un testo è legata al grado di difficoltà delle parole e delle strutture sintattiche utilizzate, e la leggibilità può essere calcolata secondo formule di leggibilità. Dopo ve ne mostro alcune.
comprensione. Dall'altra parte invece la comprensione del testo, la comprensibilità di un testo è direttamente correlata al suo livello di leggibilità, ma dipende anche dal livello di istruzione del lettore o dell'utente finale. Per l'italiano, dopo vi mostrerò, esiste per esempio una collezione di termini che viene chiamato appunto vocabolario di base, sviluppato appunto da Tullio De Mauro, che è un insieme appunto di termini che dovrebbero essere familiari alla maggior parte della popolazione. Quindi utilizzando questo tipo di sistemi si può anche calcolare quanto un testo è più o meno comprensibile. Ora, la leggibilità, ci sono diversi fattori che influenzano la leggibilità di un testo. I tre principali sono l'impaginazione grafica, la lunghezza delle frasi e la lunghezza delle parole, proprio per fare, diciamo, una classificazione a grana grossa. L'impaginazione grafica prevede quindi la presenza di, si dovrebbero quindi prevedere la presenza di immagini, tabelle e disegni, non troppo, ovviamente il testo diventa non più leggibile. L'organizzazione del testo deve essere fatta in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, e la presenza appunto di caratteri speciali per segnalare appunto definizioni, un lessico specifico che viene utilizzato. La lunghezza delle frasi, la regola generale vuole che più una frase è lunga, meno sarà facile e immediata da leggere. Questo è quello che vuole, tra virgolette, la letteratura. Poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni. Stessa cosa per la lunghezza delle parole, più una parola è lunga, maggiore è il carico informativo che trasmette. Di nuovo, regola generale, non sempre valida in un certo senso. Ora, qua vi mostro un esempio di una frase presa da un manuale non mi ricordo più, un manuale tecnico su elettrodomestici. È un testo reale, questo c'è trovato, dove si legge: nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di dover far funzionare l'elettrodomestico senza aver fatto trascorrere il giusto tempo segnalato dalla luce verde, mi manca già l'aria, ricordarsi che a lungo andare questo uso può rovinare l'apparecchio e diminuire quindi la vita a danno anche della garanzia prevista. Ora, vi sembra una frase? No, vi vedo sconvolti dal viso, quindi giusto? Ok, quali sono secondo voi i problemi in questo testo, in questa frase? Prego. Troppo lunga, sicuramente. Quindi lunghezza della frase, sì, che insomma è un'unica frase con tante informazioni anche, giusto? Quindi c'è anche la regola del fornire un'informazione per frase, no? Qua invece si mettono insieme tante informazioni all'interno di una stessa frase. Poi all'inizio, nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di dover far funzionare l'elettrodomestico, secondo voi come si potrebbe dire in modo più diretto? Posso Prego. intervenire per dire una cosa? Mentre gli studenti riflettono, il fatto che hai premesso che è un testo reale Sì, e mi questo è ricorda ancora più una cosa che abbiamo visto insieme a Sonia Gerolimic, presentando un esempio di testo amministrativo. Abbiamo dovuto premettere al pubblico che si trattava veramente testo reale. Sì, di un testo reale, quindi è assolutamente vero. è un documento proprio, tra l'altro questo è un documento Un fornito documento sempre autentico, sì. da Comentech, quindi dall'Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, e appunto chi poi produceva questo manuale ha fatto formazione per la riscrittura dei testi, giustamente, perché effettivamente diventano difficili, poco leggibili, no? Nel caso della prima frase potremmo semplicemente riscrivere se dobbiamo utilizzare l'elettrodomestico diretto, ok, senza dover fare tutta nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di dover far funzionare l'elettrodomestico diventa di difficile leggibilità. Ok, quindi questo è un po' il modello di esercizi che poi vi propongo più avanti. Quindi adesso era un po' un riscaldamento, poi tra poco vi proporrò appunto esercizi dove se no non andiamo avanti, quindi dovete provare a farli proprio concretamente. Ora, per quanto riguarda le formule di leggibilità, no? Come anticipavo prima.
Allora, le formule di leggibilità sono delle formule matematiche che tramite calcoli statistici sono in grado di prevedere la reale difficoltà di un testo basandosi su una scala di valori predefinita. Quindi cosa si può calcolare? Si può calcolare la semplicità o la difficoltà dal punto di vista sintattico sulla base di regole predefinite o la semplicità e la difficoltà lessicale, anche lì sempre sulla base di regole predefinite. Cosa non può essere calcolato da una macchina? 1, la correttezza nell'organizzazione delle informazioni, quindi in termini di coerenza e coesione logica del testo, la densità informativa, l'esempio che facevo vedere prima, era un testo molto denso di informazioni, questo è, tra virgolette, difficile da calcolare in modo automatico. Semiautomatico si può bene o male fare tutto, parlo nella prospettiva dell'automazione. E poi il numero di inferenze necessarie, quindi quante inferenze, inferenza è un termine che è chiaro per tutti? Sì? Quindi no, quanti rimandi, tra virgolette, cioè se io vi dico l'elettrodomestico oppure bisogna accendere il pulsante per far funzionare il macchinario, ovviamente ogni volta che voi leggete una parte di informazione, questo vi rimanda mentalmente ad un qualcosa, quindi mentre voi leggete fate inferenza mentale per raggiungere, cioè per vedere nella vostra mente quello che è scritto su testo. Quindi il numero di inferenze necessarie per poter capire quello che c'è scritto nel testo. Questo è un qualcosa che non può essere calcolato. Le formule di leggibilità, probabilmente alcune le conoscete di già, ma è interessante notare che già negli anni '80 si calcolavano oltre 200 formule di leggibilità, la maggior parte ovviamente per la lingua inglese, ok? Ma insomma poi anche le altre lingue piano piano hanno iniziato a difendersi in un certo senso e ad esempio per la lingua italiana abbiamo l'indice Galpise. L'avete già sentito nominare? Alcuni sì, alcuni no. Ok, boh, l'indice Galpise è questa formula che è stata sviluppata dall'Università La Sapienza, in particolare dal gruppo universitario linguistico-pedagogico di Tullio De Mauro, che propone diciamo, l'attribuzione di uno score, quindi di un punteggio, a un testo che va da 0 a 100 per dichiarare quanto il testo sia più o meno leggibile. La formula Galpise si basa su di base un calcolo tra quello che è il numero di parole e il numero di frasi, la lunghezza delle parole e la lunghezza delle frasi che sono contenute all'interno del testo. E questi sono, diciamo, le tre soglie di leggibilità di un testo. Questo screenshot è stato preso da, come vedete in alto, corrige.it, che è uno strumento che permette di calcolare automaticamente l'indice Galpise dei testi. Ora è uno strumento a pagamento, non so se voi lo usate forse. Non direttamente, però ne abbiamo Parlato, parlato, ok. sì. È uno strumento, diciamo, performante in questo senso, però ecco, è uno strumento per il quale bisognerebbe appunto richiedere delle licenze. Ne esistono altri, come uno che vi mostrerò a breve, Readit in particolare, che invece è un progetto di ricerca, quindi è liberamente accessibile. Ora, la lettura, diciamo, di questi indici, di queste soglie, sono che il lettore con un'istruzione primaria leggono facilmente testi con un indice superiore a 80, i lettori con un'istruzione media leggono facilmente testi con un indice superiore a 60, mentre con l'istruzione superiore un indice superiore a 40. Quindi tutto questo è calcolato sulla base del livello di istruzione della persona, dell'utente, diciamo, che legge il testo. Lo strumento che vi menzionavo, appunto, è Readit, che serve proprio per fare un calcolo, tra virgolette, sulla leggibilità del testo. Ora ve lo apro, non so se anche questo l'avete già esplorato un po' come strumento. Ok. Allora, questo, vediamo se riesco a spostare qua. Ok. Dunque, Readit è un progetto sviluppato dal CNR di Pisa, l'Istituto di Linguistica Computazionale. Qua nella slide avete anche il riferimento dei colleghi appunto dell'Orletta, Montemagni e Venturi è liberamente accessibile l'articolo, quindi potete consultarlo. Ma ecco, giusto per farvi vedere come funziona questo strumento, anzi, per farvelo vedere, copio quel testo di prima e così lo proviamo.
Non so se forse è piccolino l'immagine o non la vedete bene, vero? Ah, eccoci. Così? Va un pochino meglio? Ok. Allora, il test nella seguente lingua italiano perché avete anche la possibilità di analizzare i test in lingua inglese, d'accordo? Ovviamente ci tengo a sottolineare che è un progetto italiano, quindi è addestrato su test in italiano, non significa che per l'inglese non funziona, ma sicuramente per l'italiano ha, diciamo, dei livelli di performance più elevati. Boh, voi copiate il vostro testo qua, avviate l'analisi del testo e a questo punto, quando è completo, ok, potreste... Allora, qua. Accedere, ok, a tutte le analisi, quindi la suddivisione in frasi. In questo caso, vi ricordate, abbiamo detto era una frase unica e ve la identifica con un identificatore che è 1. Suddivisione in token, ok? Parte del discorso, quindi vi identifica qual è la parte del discorso associata alla parola che si ritrova appunto nel testo, quindi se è nome, aggettivo, verbo, avverbio e via dicendo. Annotazione, qua vengono diciamo inserite informazioni relative, informazioni di tipo morfo sintattico. Quello che a noi ci interessa è questa parte qua di analisi globale della leggibilità. Ok? Mo, allora, vedete questa tragedia di rosso, cosa significa? Che il testo non è leggibile, ok? L'avevamo appunto dedotto anche dalla semplice lettura, però ecco, questo testo qua vi fa vedere che l'indice, questo strumento qua vi fa vedere che l'indice di leggibilità GALPIS, quindi quello che vi mostravo prima, è pari a 35,8. Ora, se torniamo sulla scala che dicevamo prima, ok, questa scala qua, il testo non è leggibile o risulta difficilmente leggibile anche per chi ha un'istruzione superiore. Ok? Ora, è uno strumento che in un certo senso vi può guidare anche no, per la vostra produzione appunto testuale, soprattutto perché poi avete anche la possibilità di andare a vedere per ciascun profilo, come lo chiamano loro, profilo di base, profilo lessicale e profilo sintattico, quali sono i singoli problemi. Per quanto riguarda il profilo lessicale, poi ci ritorniamo sul il vocabolario di base, però vi fa vedere, questo testo vi fa vedere anche quante parole che sono costituite all'interno, sono inserite all'interno del testo, quante di queste parole fanno parte di questo vocabolario di base. Chi di voi ha già sentito parlare del vocabolario di base? No. Allora, il vocabolario di base, lo anticipiamo che così è più chiaro, è questo, diciamo, insieme di termini, di lemmi, più che di termini, di lemmi, diciamo così, che dovrebbero quantomeno essere conosciuti dalla maggior parte della popolazione. Ok? Ora, il vocabolario di base si costituisce di 7.000 circa 50 lemmi che sono così classificati in fondamentali di alto uso e di alta disponibilità. Allora, di questi 7.050, i primi 2.000 lemmi sono definiti come fondamentali. Significa che ci sono parole come frutta, movimento, ricco, scivolare, volentieri, che sono parole che se voi andate a chiedere in giro alle persone, il 99,9% della popolazione vi dirà sapere di cosa stiamo parlando. Poi ci sono parole, le successive 2750, che sono parole di alto uso, quindi non sono parole fondamentali che vi servono per la sopravvivenza, tipo frutta, pane, acqua, ok? Ma sono parole di alto uso, ad esempio barzelletta, concepire, quintale, talvolta. Quindi sono parole frequenti, ma non essenziali alla sopravvivenza, ok? E poi abbiamo invece le parole di alta disponibilità, quindi quelle che diciamo raramente diciamo scriviamo, ma che pensiamo appunto con grande frequenza, per esempio fiducioso, lontananza, padroneggiare e viaggiatore, viaggiatrice. Allora, questo vocabolario di base è integrato nello strumento che vi dicevo prima,
se riesco ad uscire qua, read it, qui, e vi dice, questo sistema automaticamente vi dice quante parole che sono contenute all'interno di quel testo fanno parte del vocabolario di base. Questo perché è un indicatore importante, perché se voi avete un buon numero di parole che fanno parte del vocabolario di base, ovviamente potete, diciamo, concludere o ipotizzare che il testo sia facilmente comprensibile, d'accordo, per le persone. Ovviamente questo discorso è valido, sì, per testi di natura, diciamo, un pochino più generale. Ovviamente testi di natura specializzata, beh, allora, lì ritorniamo sulla questione dell'utente iniziale che dicevo prima. Quando i comunicatori tecnici scrivono testi specializzati, questi testi sono pensati per un utente che non ha conoscenza del settore, oppure un utente che è presupposto avere conoscenza in quel determinato dominio. Perché se noi ci rivolgiamo ad un utente, che ne so, scriviamo il manuale per la lavatrice e ci rivolgiamo a colui che sviluppa la lavatrice, è ovvio che per lui il vocabolario di base sarà ampliato da quelli che sono i termini, perché è una sua, fa parte della sua formazione. Altrimenti, se quel manuale è pensato per l'utente singolo, o comunque l'utente più che singolo, l'utente che non necessariamente deve avere una conoscenza, allora lì si può utilizzare questa tipologia di strumenti che ci possono essere utili per la semplificazione del testo. Ora, nel contesto appunto degli studi sulla semplificazione del testo, una questione fondamentale è quella di chiedersi innanzitutto se io trovo delle parti difficili nel testo, uno, devo riscriverle, cioè vale la pena riscriverle, ok? E poi, una volta che io le ho riscritte, quanto migliore è il testo che ho prodotto? La semplificazione del testo ha anche a che fare con numerosi aspetti sul piano sociale, diciamo. Pensiamo ad esempio a persone aventi ad esempio autismo, afasia, dislessia o persone appunto sorde che traggono, diciamo, beneficio dalla semplificazione del testo. Rimane un punto fondamentale in tutto questo: che cos'è difficoltà? Cosa vuol dire che un testo è difficile? Ora, il concetto di difficoltà è veramente difficile, scusate il gioco di parole, da definire. Perché? Perché questo innanzitutto varia da utente a utente, cioè da persona a persona. Ora, quello che può essere magari difficile per me non lo è per voi e viceversa. Quindi trovare, diciamo, delle linee generali che valgono per tutti i testi, per tutte le tipologie di utenti, è diciamo un prospetto di difficile raggiungimento e forse nemmeno auspicabile a un certo punto. Quello su cui si può sempre lavorare, ma ci sono appunto delle strategie in questa direzione, riguarda la semplificazione lessicale, ad esempio la semplificazione sintattica. Qua scorro rapidamente gli esempi che servono appunto come introduzione a poi linguaggi naturali controllati. Per semplificazione lessicale si intende quell'attività che mira a identificare e sostituire i termini complessi con termini più semplici. Mm. Semplicemente. La semplificazione invece sintattica mira a identificare strutture sintattiche complicate e a riscriverle utilizzando frasi più semplici. L'approccio lessicale ha quindi questo focus sui termini, perché stiamo sempre parlando di documentazione tecnica, quindi non parlo di parole, parlo di termini come i termini specifici per un dominio, non va a lavorare appunto sulla sintassi del testo. È un approccio che segue come dire, un processo a quattro fasi. La prima è quella di identificare un termine che può essere percepito come complesso. Il secondo è produrre un elenco di sostituti, quindi identificato il termine complesso, lo sostituisco cerco di raccogliere quelli che possono essere appunto dei candidati più semplici. Affinare le sostituzioni, quindi una volta che ho identificato le sostituzioni, dico ok, questo va bene per questo contesto, questo no, e poi classificare le sostituzioni rimanenti in base alla loro semplicità. Qua chi di voi è anglista, cioè che studia lingua inglese?
Sì, quasi tutti. Quasi tutti. Boh, ok. Allora, qua abbiamo un testo come input e abbiamo the cat perched on the mat. Ok? Scusate, il mio inglese è una delle lingue con cui lavoro, ma non la mia primaria lingua. Qua, secondo voi, qual è il termine complesso? Ok. Mo, primo passaggio, identificazione. Che vuol dire perched? Come? Ok, tipo sdraiato. Ok. Mo, formulazione di sostituti. Come, diciamo, equivalenti, o non equivalenti, sinonimi possiamo dire di perched, abbiamo rest, sat, roost e settled. Ok? Ora, tra questi, secondo voi, quale non c'entra niente? Come? Più roost perché è appollaiato e si usa più per altre tipologie di animali, non per il gatto. In ogni modo, ad ogni modo, è comunque un termine che, volendo in un contesto, tra virgolette, anche più, come dire, metaforico, si può utilizzare. Ma tra tutti questi, sicuramente il termine più semplice qual è? Set, ok. Quindi il processo di synonym ranking, quindi ordinamento di tutte le varianti in termini di dal più semplice fino al più difficile è il terzo passaggio che vi menzionavo appunto precedentemente, per poi arrivare appunto all'output, la versione semplificata. Ok? Ora, tutto questo passaggio, cioè input, identificazione dei termini complessi, generazione di sostituti, word sense disambiguation, synonym ranking ed output, è un qualcosa che può essere fatto anche con l'aiuto di strumenti automatici. Ovviamente sempre presi in modo, diciamo, analizzando l'output in modo critico, ok? Ovviamente ricordatevi che tutto quello che è intelligenza artificiale o utilizzo di strumenti di questo tipo è possibile grazie al nostro lavoro di linguisti, altrimenti già l'intelligenza artificiale non esisterebbe se non ci fossimo noi a fornire dati linguistici. Quindi per dirvi che l'utilizzo di questi strumenti benissimo, sempre ovviamente con l'occhio e lo spirito critico. Si tratta appunto di macchine, quindi va sempre valutato. Per quanto riguarda invece l'approccio sintattico, la semplificazione sintattica ha il compito di semplificare le strutture sintattiche complesse in un testo, preservando il contenuto e il significato originale. Quindi esistono diverse tipologie di strutture sintattiche che possono essere considerate come complicate, quindi le frasi subordinate, le proposizioni relative passive, d'accordo? E qua, come per l'approccio lessicale, che c'erano 4 passaggi, qua invece ne abbiamo 3. L'idea è, anche da un punto di vista di automazione, ricordiamoci che nel titolo di questo seminario c'è sempre dal testo all'automazione, quindi tutto quello che vi presento è anche nella prospettiva di sviluppare strumenti o comunque di utilizzare strumenti che possono automatizzare questi processi. L'analisi della struttura del testo, quindi viene determinata innanzitutto la complessità della frase tramite l'applicazione di regole di corrispondenza o mediante anche l'uso di classificatori automatici. Modifiche all'albero sintattico, quindi vengono appunto applicate per eseguire operazioni di semplificazione, come per esempio la divisione delle frasi. L'esempio che avevamo prima era un'unica frase con tante informazioni, ovviamente se divise più frasi, ciascuna con una singola informazione, questo semplifica sicuramente la leggibilità del testo. E poi rigenerazione, quindi il testo viene rigenerato. Ora, qua c'è appunto un altro esempio per la lingua inglese, poi queste slide ve le lascerò a disposizione, così poi ci potete anche ritornare sopra. Ma preferivo concentrarmi piuttosto su questo aspetto di automazione. Ora, non so se vi è mai capitato di sentir parlare di approcci rule-based o data-driven. Probabilmente no, perché si tratta di cose un pochino più informatiche, però ecco, penso che sia importante avere anche nella nostra formazione come umanisti, avere coscienza di cosa
stiamo parlando. I sistemi rule-based sono dei sistemi automatici basati su regole. Cosa significa? Che io l'informatico, non io umanista, dice alla macchina, ok, allora ti do queste regole, per esempio, se hai una frase che contiene più di 20 parole, marcala, segnala come frase complessa, perché è troppo lunga, ok? Questa cosa qua, da un punto di vista automatico, si può fare con sistemi basati su regole, ok? L'approccio invece data driven, ecco, qui si rientra in tutto quello che è il machine learning e l'apprendimento appunto automatico, è differente. Allora, in quel caso il sistema non è più basato su regole, bensì il sistema apprende, cioè fa esperienza, ok, dei testi precedenti, quindi io a un sistema fornisco delle frasi che sono diciamo, etichettate come semplici, delle frasi che sono etichettate come complesse, il sistema osserva da solo la struttura di queste frasi, apprende, inserendo dei nuovi testi, apprende ad identificare quelle frasi che sono potenzialmente semplici e potenzialmente complesse, basandosi su probabilità. Ok? Quindi sono proprio due approcci differenti. Ora, in termini di lavorando appunto anche personalmente con informatici, non c'è uno meglio e uno peggio, anzi la cosa migliore è un approccio ibrido, perché mettere insieme uno strumento che vi possa fornire, diciamo, regole, che sia stato, diciamo, addestrato su regole e un altro invece che usa strumenti di apprendimento automatico, da lì potete ottenere il massimo del beneficio dei sistemi appunto di automazione. Oh, allora, ci muoviamo adesso verso i linguaggi naturali controllati. Tutta questa premessa sulla comunicazione tecnica e la semplificazione del testo, perché come vi raccontavo appunto anni 2020-2021, ho iniziato a fare questo periodo di ricerca in questa azienda, anzi l'Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, dove è stato il mio primo, diciamo, approccio a quelli che sono i linguaggi naturali controllati. Quindi vi sto raccontando la storia un po' come l'ho vissuta personalmente. Questo perché all'interno dell'associazione ehm, c'è tuttora l'idea di lavorare sulla semplificazione del testo o comunque di formulare un testo utilizzando tecnico, parliamo di comunicazione tecnica, utilizzando i linguaggi naturali controllati. Cosa si intende per linguaggi naturali controllati? Allora, i linguaggi naturali controllati sono definiti come delle lingue controllate processabili, semplificate, tecniche, strutturate e di base. Adesso andiamo a vedere cosa significano. Prima di tutto, una premessa: non esiste un accordo generale su quelle che sono le caratteristiche distintive dei linguaggi naturali controllati, il che li rende anche un concetto abbastanza vago. Alcuni parlano di lingue controllate, altri di linguaggi controllati. Anche lì, vabbè, se andiamo sul francese, la distinzione tra lingua e linguaggio la ritroviamo appunto ovviamente anche in italiano. Ma diciamo, se si guarda al cuore della questione, i linguaggi naturali controllati sono emersi un po' nello stesso momento in contesti differenti, quindi dall'ambito più appunto industriale, accademico e a livello anche di governo e in discipline differenti, dall'informatica alla filosofia, alla linguistica e l'ingegneria. Ehm, Sebbene i linguaggi naturali controllati sembrano condividere alcune proprietà, ce ne sono tanti e sono anche tanto differenti. Quindi la presentazione che vi farò io adesso è specifica su 3 linguaggi naturali controllati. Le regole, diciamo, la struttura che vedrete la ritrovate bene o male in tutti i linguaggi naturali controllati, ma queste sono specifiche appunto per i 3 che vi sto per mostrare. Quindi potreste anche trovare delle differenze. Allora, innanzitutto, di nuovo, sempre da terminologa, parto dalla definizione del concetto di linguaggio naturale controllato. È così definito solo e solo se, innanzitutto, si basa su una lingua naturale,
ok? Che viene chiamata la base language. Quindi, per esempio, il Simplified Technical English si basa sull'inglese. L'italiano tecnico semplificato si basa sull'italiano, ok? Semplicemente. Poi, la principale differenza tra il linguaggio naturale controllato e la base language o la lingua di base è che il linguaggio naturale controllato è più restrittivo per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la semantica. Questo significa, adesso lo vedrete, che diciamo, nei linguaggi, nell'ITS ad esempio, l'uso di una parola ha un peso specifico, cioè se io utilizzo quella parola la utilizzo solo ed esclusivamente con quel significato. Questo è tutto molto prescrittivo, nel senso che a quella parola corrisponde solo ed esclusivamente quel significato, proprio per evitare problemi di ambiguità, ok, linguistica. Poi preserva la maggior parte delle proprietà naturali della lingua di base, così che diciamo, lo speaker, la persona che utilizza il linguaggio naturale controllato riesce a comprendere appunto i testi, e è un linguaggio che è costruito. Costruito cosa significa? Più persone si mettono a tavolino e decidono, ok, a questo termine diamo solo ed esclusivamente questo significato, le frasi non devono avere più di 20 parole e via dicendo. Quindi è costruita perché ci sono una serie di persone che si siedono a tavolino e decidono. Ok? In generale, i linguaggi naturali controllati possono essere suddivisi in base al problema che si intende risolvere, quindi esistono linguaggi naturali controllati che hanno lo scopo di migliorare la comunicazione tra esseri umani, quindi specialmente tra parlanti lingue differenti, lingue madri differenti, migliorare la traduzione manuale assistita, semiautomatica o automatica, e fornire una rappresentazione naturale e intuitiva per notazioni formali, questo è più per gli ingegneri. Allora, iniziamo con l'italiano tecnico semplificato. Allora, intanto ci tengo a specificare che parte del contenuto e gli esempi sono forniti appunto da Comentech, quindi dall'Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica. Ho chiesto personalmente alla dottoressa Tiziana Sicilia se mi poteva fornire questi, che è la presidente dell'associazione, se mi poteva fornire questi esempi perché volevo farvi vedere cose reali, quindi non esempi costruiti, tra virgolette, ma volevo farvi vedere realmente cosa si trova nella manualistica. Oddio, non ci sono solo perché ho preso gli esempi peggiori, se no sembra che tutti sono scritti male. Non c'è solo quello, però ecco, ho preso proprio gli esempi più che funzionavano meglio in un certo senso agli scopi di questo seminario. Che cos'è l'ITS? È un linguaggio naturale controllato, è un progetto Comentech, quindi non è sviluppato in contesto, come dire, accademico, bensì è sviluppato a livello di associazione con il contributo di aziende che sono associate all'Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, ma anche università, ad esempio l'Università di Padova è associata a Comentech e collaboriamo appunto nella formulazione di questo progetto. La prima versione è stata pubblicata nel 2016, ok? Adesso stiamo lavorando su una revisione di questo linguaggio naturale controllato. Per questo non ho la possibilità di fornirvi una copia, perché diciamo, o vi acquistate, è a pagamento, quindi o vi acquistate, diciamo, la versione cartacea oppure c'è l'EPUB online. Mentre per il Simplified Technical English e il Français Rationalisé vi fornirò la copia, la potrete appunto scaricare. Ora, l'istruzione di partenza, quindi quelle che vengono chiamate nell'ITS, queste sono slide a partire dalla versione del 2016 dell'ITS. L'istruzione 0, anzi, o le istruzioni 0 sono: dal momento in cui dovete scrivere un testo tecnico, innanzitutto è necessario pianificare i contenuti del testo in informazioni, istruzioni e normative. Secondo voi qual è la differenza tra informazioni, istruzioni e normative? Cosa si intende per informazione? O quantomeno vedete una differenza tra questi tre termini? O vi sembrano tutte la stessa cosa? No.
Ok, quindi per esempio informazione e istruzione. Una cosa è Sono un po' informare, lontane. una cosa è informare, quindi dare un'informazione, l'altra cosa è istruire, quindi guidare la persona su come certe cose devono essere fatte, ok? Normative, e beh, lì è molto più prescrittiva come cosa, cioè io ti dico qual è la normativa su, per esempio, come montare l'obiettivo di una macchina fotografica, ok? Sto inventando. Poi abbiamo organizzare i contenuti in un indice preliminare secondo una sequenza logica. Crea o utilizza glossari o schede terminologiche ad hoc. Significa che per il mio testo specializzato io posso crearmi un glossario, so che in parte appunto fate anche questa attività qua, di creazione di glossari specifici per il testo sul quale state lavorando. E altra regola importante, scrivi per far agire chi legge nel più breve tempo possibile. Perché questa questione della tempistica? Allora, i linguaggi naturali controllati, quasi tutti, nascono principalmente in contesto aerospaziale. Mm? Ora, potete immaginarvi il danno di non avere un'informazione chiara subito per il pilota dell'aereo, ok? Proprio secondo questa logica, minor tempo possibile, massima chiarezza, i linguaggi naturali controllati sono stati sviluppati proprio per evitare qualsiasi possibile forma di ambiguità che si possa presentare in situazioni dove bisogna agire nel minor tempo possibile e dove soprattutto abbiamo a che fare con la sicurezza dell'individuo. Ok? Ora, l'ITS è strutturato nel seguente modo. Abbiamo 53 istruzioni o regole, se le vogliamo chiamare così, Ehm, tipo appunto non avere più di 20 parole all'interno di una frase, o insomma utilizza la punteggiatura, per esempio secondo l'ITS non si può usare il punto e virgola, si può usare il punto o i due punti o la virgola direttamente. Queste sono appunto diciamo istruzioni sulle quali si può essere o non essere d'accordo, e non discuto diciamo su questo, è la questione proprio quella di se io so che questo testo è scritto in ITS, so cosa mi aspetto all'interno di questo documento. Poi, oltre alle 53 istruzioni, abbiamo anche la parte del dizionario. Ogni linguaggio naturale controllato è strutturato in questo modo, una parte di regole e una parte di dizionario. Il dizionario cosa contiene? Contiene i termini che sono approvati, quindi i termini che voi potete utilizzare all'interno del testo e soprattutto anche la parte del discorso attribuita a quel termine. Vi faccio vedere alcuni esempi e anche degli esempi di utilizzo. Ora, qua, ad esempio, una delle regole dell'ITS è scrivi frasi brevi, precise e comprensibili. Regola 1, adesso non mi ricordo il numero, comunque. Seconda regola, esprime una sola informazione, una sola istruzione per ogni periodo. Qua vi fornisco un esempio, vi do un minutino per pensare alla riscrittura di questo esempio, secondo le due regole che vedete lì sopra. Intanto provate a pensarci. Online si sente tutto, no? Ok. La frase cita: "La macchina è composta da una base metallica e da un gruppo operatore che è dotato di componenti standard per la lavorazione". Ok, secondo voi qual è il problema qua? Sulla base delle regole? Che ci sono due componenti
Ah sì, cioè che ci sono due informazioni diverse all'interno della stessa frase. Esatto, quindi come lo riscriveresti? Quindi metteresti la macchina è composta da una base metallica, punto, e poi? Perché in realtà la macchina è composta da una base metallica e da un gruppo operatore, punto. Quindi siamo tutti d'accordo, no? La macchina è composta da una base metallica e da un gruppo operatore, punto. Ok, poi da lì per la lavorazione, esatto. Quindi due frasi, ok, con due informazioni diverse. La macchina è composta da una base, appunto, il gruppo operatore è dotato di componenti standard per la lavorazione. Ora qua la questione della ripetizione del gruppo operatore. In ITS, benissimo, non c'è problema. Ok? Non ci sono, anzi, è consigliato riutilizzare lo stesso termine proprio per evitare ambiguità. Quindi dire questo è dotato di, per esempio, potrebbe generare nel lettore la confusione di questo cosa, la macchina, la base metallica o il gruppo operatore. Mm? Ok, poi avete domande per il momento che io sto andando a dritto, ma se avete considerazioni da fare, tutto abbastanza chiaro al momento. Ok, poi utilizza le voci del dizionario ITS in combinazione con schede terminologiche ad hoc e poi utilizza un solo significato per ogni parola. Ok? Ora l'esempio, aspettare. Scusate, no, c'è un'altra regola sotto che è se utilizzi una voce del dizionario ITS che viene identificata come sostantivo, non utilizzarla come verbo o come aggettivo. Ora, qui c'è un esempio, aspettare che il programma confermi la ricezione del messaggio. Conferma, è approvato nell'ITS, nel dizionario dell'ITS, solo nella forma, diciamo, di sostantivo. Quindi abbiamo solo conferma, non il verbo confermare come, diciamo, possibilità. Quindi come lo riscrivereste, sapendo che conferma può essere solo appunto alla forma di nome? Dia conferma, ok, potrebbe essere un'opzione, oppure ci possono essere diverse riscritture. Boh, infatti, io ero andata anch'io in quella direzione, nella riscrittura. Il problema è nell'aspettare la conferma di ricezione del messaggio, che informazione manca in questa seconda riscrittura? Il programma. Quindi come potremmo ovviare a questo problema? Da parte del programma, esatto. Bene, poi allora qua, appunto, ripeto che questi sono esempi forniti, no, da Commentech, ho avuto fatica infinita nel capire esempio 1, 2, 3. Qui abbiamo utilizza il più possibile articoli e preposizioni per rendere chiara appunto la frase. Abbiamo esempio 1, questi sono, sottolineo di nuovo, esempi presi da manuali reali esistenti. Vite, fissaggio, doppio filetto, legno, metallo. Che vuol dire secondo voi? Io ancora non l'ho capito, però se qualcuno è esperto È in molto vite tecnico, fissagge, sì. sì. Qua l'assenza di articoli o preposizioni rende il tutto ancora più difficilmente leggibile. Oppure indicatore livello colonna. Oppure test liquidi penetranti attuatore valvola. Ok? Boh, come vedete sono tutti testi molto molto tecnici che basterebbero appunto alcuni accorgimenti per esempio, vite di fissaggio a doppio filetto, diventa un termine, la vite di fissaggio a doppio filetto, legno o metallo, oppure indicatore di livello a colonna, oppure test con liquidi penetranti sull'attuatore della valvola.
ok? Oppure anche test dell'attuatore della valvola con liquidi penetranti. E sì, devo dire che quando ho visto questi esempi ho fatto abbastanza difficoltà, non essendo appunto esperta del dominio. Boh, poi un'altra regola che è nell'ITS, ma che dovrebbe valere in generale, è evitare di utilizzare il più possibile forestierismi o comunque utilizzare parole italiane. Quindi invece di stoppare la lavorazione, come possiamo dire? Come? Fermare o arrestare la lavorazione, comunque insomma, va benissimo. Oppure effettuare il download del documento, caricare il documento, grazie. Poi, altre istruzioni, utilizza la forma verbale attiva al posto di quella passiva. Quindi qua abbiamo, scusate. Il convogliatore viene realizzato per il trasporto dei trucidi, mi pare, trucioli, qualcosa del genere. Ok, vediamo se riesco a spostare qua. Trucioli, esatto. Qua come potremmo riscriverlo? Senza l'utilizzo della forma passiva? Come? Esatto. Trasporta truci oppure ha la funzione di trasportare. Ok. La finestra è aperta dal tecnico. Questo è facile. Il tecnico apre la finestra. Ok, d'accordo. Boh, altre regole. Allora, questa pure. Utilizza la particella pronominale sì, solo con funzione riflessiva pronominale. Quindi, per esempio, la ruota si rompe, va bene. I sistemi informatici si scambiano i dati, va bene. Lavarsi le mani, va bene. Ma per dettagli riferirsi a, come lo potremmo riscrivere? Mm. È il verbo riferirsi che... Mhm. Sì, ma se volessimo comunque anche usare riferire, possiamo usare la forma nominale e fare riferimento a, semplicemente. Comunque anche contattare. Si garantisce la conformità? L'azienda garantisce cioè ci vuole un soggetto, no? Chi garantisce la conformità, altrimenti è ambiguo. Quindi l'azienda XY garantisce la conformità. Poi all'interno dell'ITS ci sono delle regole per quanto riguarda quelli che vengono chiamati tecnicismi nominali e tecnicismi verbali, sono i nostri termini, ok? In terminologia, il termine di tipo nome e termine di tipo verbo. Tant'è che appunto questi tecnicismi possono e anzi devono essere utilizzati, per esempio martellare, smerigliare, sono appunto dei tecnicismi che devono essere utilizzati per poter garantire, diciamo, per poter assicurare che stiamo utilizzando il termine che è corretto per designare quel determinato oggetto. E qua apro una parentesi, su Plain Language avete fatto qualcosa, no? Ok. E in particolare, non so se avete notato, ma per quanto riguarda il Plain Language c'è sempre l'idea di proporre l'utilizzo di parole familiari o comunque parole più semplici, giusto? Perché è pensato appunto per un utente che non necessariamente deve avere una conoscenza specifica del dominio. Qua invece, e qua troviamo un po' un bivio tra il plain language e i linguaggi naturali controllati. Nei linguaggi naturali controllati è richiesto di utilizzare i termini che sono specifici e tecnici per il dominio, proprio per garantire precisione dal punto di vista terminologico. Poi, altre regole, sviluppa un concetto complesso in elenchi verticali, fornisce informazioni e istruzioni secondo la successione logica degli eventi. Tutta la struttura del documento, frase, capoverso, deve assecondare la progressione logica e temporale dei contenuti. Qua, per esempio, lasciare il posto di guida solo dopo aver tolto la chiave di accensione.
vi torna che logicamente, cioè, prima bisognerebbe dire altro, no? Quindi come si potrebbe scrivere? Cioè, se voi pensate all'azione, no? Fate inferenza, pensate a quello che c'è scritto là. Cos'è che fate prima delle due azioni che vengono scritte? Come? Esatto, prima si tolgono le chiavi di accensione e poi dopo si lascia il posto di guida, giusto? Boh, allora, nell'ottica di raccontare le informazioni con la sequenza logica, come lo riscrivereste? Perfetto, toglie la chiave d'accesso e solo allora, o in seguito, insomma, quello che è, lasciare il posto di guida, ok? Evitare le ridondanze nella negazione, quindi qua vi sto proprio facendo la scarrellata delle regole dell'ITS, quindi non utilizzare le catene se non nevica, che diventa? Utilizzare le catene in caso di neve, ok? Oppure non arrestare la macchina se non in presenza del personale addetto. Visti? Esatto, arrestare solo in presenza del personale addetto, ok? Sembra, alcune cose sembrano veramente base, ma ecco, infatti ero stupita che fossero, che è veramente quello che troviamo nella manualistica, ok? E è importante perché alcune regole possono aiutare in termini anche di sicurezza dell'individuo proprio. Poi utilizza il punto fermo per chiudere un periodo, utilizza i due punti per introdurre elenchi verticali, la virgola in modo logico e strutturato, non utilizzare il punto e virgola e se utilizzi le virgolette per racchiudere una citazione o un'iscrizione, conta il testo all'interno come una sola parola. Quindi tutto quello che c'è tra virgolette viene, ad esempio, il macchinario chiamato XY, ok? Quindi con due parole, conta come una sola parola. Questo perché una delle regole dell'ITS è che ci devono essere al massimo 30 parole all'interno di una frase. 20 anzi, parole all'interno di una frase, ok? Se voi, quando fate il calcolo di questi eventi, se avete un termine che è complesso, quindi una parola composta da più, un termine composto da più parole, quello vale per uno. Simplify Technical English. Allora, questo linguaggio naturale controllato, anche qua parte del contenuto esempi forniti da ASD STEMG, che è la Simplified Technical English Maintenance Group, e in particolare la dottoressa Daniela Zambrini, che fa per l'appunto formazione sul Simplified Technical English. È un linguaggio naturale controllato che è nato appunto nel contesto, come dicevo prima, dell'aviazione aerospaziale, anzi. Qua passo un pochino rapida sulla storia, diciamo, informazioni dal punto di vista storico. Come dicevo prima, poi vi lascio le slide e ve le riguardate. Volevo andare soprattutto alla struttura e come qua. E poi passare appunto alla parte pratica. Allora, vi ricordate di là avevamo 59 regole e un glossario di 800 qualcosa lemmi. Qua abbiamo 53 regole, ok, e 900 parole all'interno di questo dizionario o controlled vocabulary, come viene chiamato. Quindi la struttura dei linguaggi naturali controllati è sempre la stessa, regole più dizionario con le parole ammesse e non ammesse, il significato e via dicendo. Ora, la regola 1, anche qua, è one word, one part of speech, one meaning. Ok? Quindi è veramente normativa come cosa. Io ho una parola con una parte del discorso e uno e un solo significato attribuito a quella parola avente quella parte del discorso. Per esempio, nel dizionario del Simplified Technical English, follow significa come after o go after and not obey. Quindi se voi scrivete follow the safety instruction, cioè seguite, no, le istruzioni, non va bene secondo il Simplified Technical English, perché il verbo follow può essere usato soltanto con il senso di seguire, cioè di, che ne so, andare come after o go after. Qua ci sono altri esempi. Se io voglio veicolare l'idea di seguire, rispettare le regole, devo usare obey.
no follow, ma posso dire obey the instruction that follow, quindi segui le istruzioni che seguono in italiano, oppure follow the green lights, ok? Quindi segui in termini proprio di come after e go after. Ora, se voi fate qui con il vostro telefono, riuscite a scaricarvi la issue 9, quindi prendete pure i telefoni e provate a usare questo QR code e usando questo poi vi avete a disposizione la issue 9 che è quella attualmente valida. Questo QR code è valido fino al 16 di marzo, quindi ancora 3 giorni per chi lo vuole utilizzare. Nel caso in cui non riuscite a scaricare entro il 16, potete o scrivere a me e ve lo fornisco, oppure se andate sul sito web di ASD, che è il sito web loro che, per lo sviluppo appunto del Simplified Technical English, semplicemente mandate la richiesta e ve lo mandano, ok? È gratuito, quindi su questo non è un problema. Ok? Semplicemente l'utilizzo del QR code o mandare la richiesta serve al ASD, che è appunto l'ente che sta dietro lo sviluppo, per questioni statistiche, quindi per sapere quante persone stanno usando il Simplified Technical English. Fatto? Posso andare oltre? Ce l'avete scaricato? Vi serve per l'esercizio, quindi sì? Ce l'avete tutti? Ok, perfetto. Allora, giusto per farvi vedere l'esempio del dizionario, ok? Che c'è nel Simplified Technical English. Allora, qua vedete, ok? Un dizionario che contiene 2 parole, in questo caso sono mostrate, che sono adjustment and adverse. Ora, tutte le parole del dizionario sono in grassetto. Quelle che sono in maiuscolo, quindi uppercase, come adjustment, sono parole che sono approvate, cioè che potete utilizzare. Quelle in minuscolo sono parole che non potete utilizzare. Ok? Questa è l'informazione data nella prima colonna. Poi, proseguendo la seconda colonna, scusate, la seconda colonna, per le parole non approvate, ok? O anzi, in questo caso, per le parole approvate, per esempio applicable, ok? È approvato e tra l'altro è approvato come aggettivo, ok? Quindi oltre alla parola sia approvata o non approvata, avete anche la part of speech attribuita, vi dà il significato di quella parola stessa, oppure nel caso in cui la parola non fosse approvata, delle alternative. Qua al momento non si vedono, ma ve le faccio vedere a breve, ok? Quindi la seconda colonna del vocabolario è il meaning, quindi il significato attribuito a quella parola. Vedete qua, per esempio, nel caso di addition, che non può essere utilizzato, e lo capite perché è minuscolo, vi propone come alternativa add, cioè il verbo. Ok. Poi, terza colonna, avete degli esempi in STE, cioè STE sta per Simplified Technical English, ok? Quindi avete per esempio may non può essere utilizzato, ma potete usare can, ok? E avete degli esempi: if you use incorrect equipment, you can cause damage to the vani, ok? E altri possibili appunto esempi. Quindi vi fornisce sia un esempio scritto in Simplified Technical English che esempi non in Simplified Technical English. Priority, per esempio, è un termine che non è accettato, ok? Come alternative c'è important, before and first. Esempi: the procedure is very important. Before you fill the outer tank, fill the inner tank, or first, e via dicendo. Poi, questo perché, per esempio, vedete, no? This procedure has high priority, ok? È una frase che si può ritrovare. Se uno la riscrive in Simplified Technical English diventa the procedure is very important.
ok? Oppure, during the following repair procedure, the upper flange has priority. Qua vi dice, during the procedure that follows, repair the upper flange first, ok? Come priorità. Bene, ora c'è questa chart, diciamo, questo schema, non è leggibilissimo, ma ve lo leggo io tanto per farvi capire qual è la logica. E questo è anche presente appunto nella Simplified Technical English. Quando state scrivendo un testo in Simplified Technical English ci sono una serie di questioni che vi potete domandarvi. Primo, perché lo sto facendo, scherzo. Prima cosa è se ho la parola che voglio utilizzare, se è una parola che fa parte del dizionario. Ok? Quindi prima cosa, per esempio, follow, ok? Andiamo a vedere se è nel dizionario. Bene, se la parola è nel dizionario, vedere se è approvata oppure no. Se è approvata, bene, se non è approvata, andate sull'alternativa. Se è approvata, bisogna anche verificare se è approvata nella stessa part of speech. Ricordatevi, one word, one part of speech, one meaning, ok? Quindi, diciamo, il significato della parola è attaccato non solo a come è scritta, ma anche alla part of speech, ok? E poi, is the meaning correct? Yes, you can use the word, ok? Quindi questa parte qua finale, oppure no, non utilizzare la parola. Non utilizzare la parola. Ora, ci sono delle eccezioni. Se il termine che non è approvato nel dizionario è un termine tecnico per il mio dominio, per esempio, sto scrivendo un testo medico e ho la parola quadrantectomia, che è una procedura chirurgica per il cancro al seno, ad esempio. In questo caso non mi aspetterò di trovare quadrantectomia nel vocabolario dell'ITS, ok? Ma è un termine che è tecnico per il mio dominio, lo posso utilizzare. Quindi è prescrittivo sì, ma con la flessibilità di poter utilizzare i termini che sono specifici per il dominio. Ok? Ora, le altre regole, oltre alla parte del dizionario, sono queste, rapidamente, poi passiamo all'esercizio. Dunque, le regole restringono il linguaggio a livello lessicale, quindi per esempio utilizza le parole approvate dal dizionario soltanto con la part of speech given, quindi per esempio test può essere usato solo come nome e non come verbo. Poi a livello sintattico qua c'è do not make noun cluster of more than 3 nouns, quindi se avete runway light connection resistant calibration diventa calibration of the resistance of the runway light connection, ok? Quindi non più di 3 diciamo parole. E poi a livello a livello semantico use approved words only with their approved meaning, quindi follow the safety instruction, l'esempio che abbiamo visto prima, non si può usare perché follow è indicato solo nel senso di come after, ma bisogna utilizzare obey the safety instruction. Qua c'è il français rationalisé, lo vedrete anche questo in un altro momento, con altri esercizi, la possibilità appunto di scaricarlo. E niente, concludo qua col dirvi appunto che questa tipologia di linguaggi naturali controllati noi adesso l'abbiamo visti applicati a testi di natura tecnica, ma il mio suggerimento, anche se pensate poi nella prospettiva di tesi o del vostro futuro professionale, è provare proprio ad applicarli anche a differenti tipologie testuali, che siano testi medici, che siano testi giuridici, ok? Provare a fare questo esperimento perché essendo nati e sviluppati principalmente in contesti tecnici, non è detto che funzionino sempre o comunque che certe regole siano valide sempre anche per altri domini. Quindi, giusto per lanciarvi un po' qualche possibilità di sviluppo ulteriore, provate anche ad applicarli ad altri domini. Basta, sono andata lunghissima con i tempi, scusa. No, va benissimo. Allora, grazie Federica Vezzani di questa bellissima introduzione ai linguaggi naturali controllati. Quindi, come sintesi estrema, mi sembra di particolare interesse per i nostri studenti che sono in qualche maniera abituati, siamo tutti abituati in quanto umanisti, quindi a considerare l'arricchimento del lessico, l'uso dei sinonimi, qualche cosa comunque da coltivare, invece in questa tipologia di testi è qualcosa da cui, se vogliamo, bisogna disabituarsi per Esatto, essere sicuri di esatto. essere
in grado di identificare esattamente quell'oggetto e quindi non lasciare Esatto, spazio ad ambiguità, quindi questa è una esatto. cosa Questo molto è il principio di importante. base, sì. Va bene, Okay. grazie e allora Grazie mille. arrivederci alla prossima.